fino a fine anno, poi se è un ponte a perdere, nel senso che verrà smontato e portato da un'altra parte. Per fare il nuovo ponte bisogna sospendere il traffico, sarà un nuovo ponte nuovo, tutto nuovo, si utilizzano solo le pile, cioè le fondamenta, i pilastri vecchi, suoletta nuova e poi 2 piste ciclabili a sbalzo, una a destra e una a sinistra di 1,60 m, quindi una bella opera, ci voleva e ovviamente nell'attesa bisogna utilizzare questo ponte che si vede. Quando qualcuno chiama il pittore in casa per dipingere, che so, da una sbiancata al salotto, sa che deve coprire i mobili, togliere le tende, cercare di pulire e poi resteranno anche le pulizie dopo da fare, cioè non è che uno può pensare di fare i cantieri così imponenti e non avere un minimo di disagio, quindi più che lamentarsi, se qualcuno ha tempo libero venga qui a dare una mano in cantiere. Di porta sfiga ne abbiamo tanti in giro, però è pur vero che qui siamo sopra il Piave, per cui può accadere di tutto, speriamo di no, incrociamo le dita, lavoreremo fortemente, velocemente, però fino a fine anno qua bisogna starci. Speriamo che tutto vada bene. Il ponte Bailey è stato completato, come vedete, anche tutti gli accessori, la viabilità può essere spostata, è stata anche collaudato tutte le opere, ovviamente è un'opera provvisoria, però è stata realizzata con tutti i crismi di un'opera definitiva. Ha un piano di monitoraggio ovviamente per tener conto che essendo dentro l'alveo del fiume nel caso di piene si debba intervenire prima con il blocco del cantiere in corso e poi con il blocco eventuale della viabilità, ma il numero di giorni eventualmente di riduzione della viabilità sono sicuramente molto ridotti. Passando il traffico su questa parte si inizierà le trivellazioni dal piano viabile per i pali trivellati che rafforzeranno i 19 piloni del viadotto esistente. Su questo rafforzamento poi verrà ricostruito l'impalcato, cioè il piano viabile, allargandolo con un impalcato in acciaio. È un intervento necessario per salvare e migliorare la qualità della viabilità, allargare il piano viabile e renderlo più sicuro con un passaggio anche delle biciclette e ovviamente dei pedoni in sicurezza, preservando tutta la qualità anche estetica del ponte, che è un ponte storico, rappresenta l'Italia nel suo sforzo di rimanere unita, nel suo sforzo di mantenere orgoglio nazionale. Dopo tanti anni si parte e si parte col piede giusto, perché abbiamo sentito il cronoprogramma, l'azienda come è strutturata, quella che ha vinto l'appalto dei lavori, vediamo questa opera alternativa che possiamo toccare tutti con mano come la migliore che si potesse creare come viabilità alternativa, ed è giusto ribadire che è alternativa. Il giorno dopo che verrà riaperto il ponte ristrutturato di questa opera non rimarrà più nulla, quindi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale è sicuramente un impatto ambientale a zero. È importante che si rispetti il cronoprogramma, ma sembra che non vi siano criticità rispetto a questo. La viabilità in ambito statale in provincia di Treviso interessa 2 strade, di cui una questa, e il fatto che si sia intervenuto e che ANAS sia qui presente caratterizza quanto ci teniamo noi, ci tenga la Regione e ci tenga ANAS stessa a completare questa opera. Sicuramente un ponte che da almeno 40 anni meritava di essere ristrutturato. Il progetto, come diceva il dirigente dell'ANAS, è stato incominciato a essere studiato nel 2003, il ponte ha un passaggio di autoveicoli stimato in circa 40.000 autoveicoli al giorno ed è un ponte che ha più di 100 anni, quindi su una viabilità di collegamento che è importantissima, un nodo viario importantissimo. Era obbligatorio che fosse sistemato, rimesso a norma anche dal punto di vista sismico. Ci sono stati degli intoppi che hanno reso la costruzione della viabilità alternativa un po' più lunga del previsto, però adesso quello che mi auguro, che ci auguriamo tutti, che effettivamente i mesi d'attesa prima di aprire il ponte monumentale ristrutturato siano solamente 7. Se questo avverrà all'interno del 2018, quindi nel centenario della Grande Guerra, avremo anche il nuovo ponte perfettamente ristrutturato.